Il disturbo da gioco d'azzardo è una patologia riconosciuta all'interno del Manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali nella sua quinta versione ed è di fatto una patologia che fa parte dei disturbi da addiction e quindi riconosciuta come una vera e propria patologia delle dipendenze. Si caratterizza per un comportamento di gioco disfunzionale in cui il soggetto tende a mettere in palio del denaro o degli oggetti di valore e il risultato dell'evento per il quale il soggetto scommette è almeno in parte determinato dalla fortuna ma non dalle sue capacità. Il secondo criterio del manuale diagnostico dei disturbi mentali mette in evidenza che un sintomo tipico dei giocatori è la comparsa di irritabilità nel momento che vanno a modificare il loro comportamento di gioco nel tentativo di ridurlo o sospenderlo completamente. Questo ha a che fare con una sorta di inizio di sintomatologia astinenziale che si manifesta con un forte craving, ossia con un forte desiderio di gioco, che poi esita in comportamenti legati a nervosismo, irrequietezza, rabbia, che si evidenziano soprattutto nella quotidianità, nella vita lavorativa, nelle relazioni con i familiari, con le persone intorno al soggetto, determinando un notevole peggioramento della sua qualità di vita. A livello comportamentale, l'irritabilità comporta anche la presenza di altre sintomatologie, sbalzi d'umore, tendenze al pianto, sentimenti di tipo depressivo, difficoltà ad addormentarsi, oltre che a una serie di manifestazioni anche fisiche come ad esempio tachicardia, respiro corto, tensione muscolare, mal di testa. Tutto questo quadro sintomatologico tende a manifestarsi soprattutto quando il soggetto si sente in una condizione di costrizione, di limitazione, che può essere ad esempio attendere in una sala d'attesa, essere in una condizione di sospensione, oppure semplicemente per l'intenso craving che prova e quindi la necessità e magari l'impedimento di poter giocare in quel determinato momento. Le persone dell'entourage del giocatore chiaramente ne risentono di questa situazione di elevata tensione, come il giocatore stesso, per cui si crea una situazione di malessere generale veramente spiacevole, difficile per il giocatore e per tutte le persone che sono intorno a lui.